Tra poco parleremo anche del Penalty Awards, però prima devo dare il benvenuto al presidente dell'AIAC di Ragusa, l'Associazione Italiana Allenatori di Calcio. Parliamo di Giuseppe Straquadario, hai un cognome quasi impossibile Giuseppe, perdonami, presidente dell'AIAC di Ragusa e presidente anche regionale dell'AIPAC, l'Associazione Italiana Preparatori Atletici Calcio. Ma è una categoria che sta emergendo ultimamente, no? Beh, indubbiamente la preparazione fisica è molto importante, poi ci sono ora anche altre figure che stanno, come dire, entrando in queste mega staff, diciamo, del tecnico, quale appunto del match analista, di chi fa la verifica dei GPS, quindi la figura del preparatore fisico ormai sta prendendo molto più piede anche a livello di prevenzione. Tra l'altro tu adesso sei anche da un paio di anni anche presidente dell'AIAC, l'associazione allenatori, sì. Com'è insomma il fenomeno allenatore qui nella provincia ragusana? Io noto che ci sono parecchi allenatori e devo dire che purtroppo su 200 non molti fanno vita associativa, quindi questo è un invito anche per dire, far sì che... Senti, ma portano gli sponsor per allenare? Perché nel catanese c'è quest'usanza ultimamente. Ma questo non lo possiamo... Ci sorridiamo, ci mancherebbe. Non lo possiamo certificare. Però qualche cosina, Penso che qualcosina... Aiutano la società a fare la stagione, chiamiamo così questa cosa? Vabbè. Chiamiamola così, dai. Benissimo. Allora, amici di Penalty, volevo un attimo ritornare a parlare di promozione, perché abbiamo un'intervista realizzata da Achille Teghini in esclusiva appunto per Penalty, con il presidente della Sicula Leonzio, che come tutti ben sanno ha vinto il campionato di promozione, il prossimo anno disputerà questo interessantissimo ed ingarbugliatissimo campionato di eccellenza. Guardiamo l'intervista di Achille Teghini per Penalty. Siamo qui col patron della Sicula Leonzio Giuseppe Leonardi, dopo che si sono separate le strade tra il tecnico Pierpaolo Alderisi e la Sicula Leonzio, è arrivato l'annuncio del nuovo allenatore, appunto Sebi Catania. Presidente, come mai questa scelta? No, una scelta che intanto parto appunto dal fine rapporto con Alderisi, che è stato molto sereno, col mister mi sono seduto, abbiamo parlato e poi come anche nelle migliori cose poi qualsiasi cosa all'inizio c'è una fine, siamo grati al mister Alderisi, come lui sicuramente ha dichiarato ampiamente, è grato anche alla Leonzio, voltiamo pagina e ripartiamo più forti di prima, mi auguro. Ecco appunto la scelta di Sebi Catania, che quest'anno ha vestito la maglia del Vittoria sia come giocatore che come allenatore. No, il discorso di Vittoria è stata una parentesi purtroppo poco felice per il mister. Lui sapeva che andava a Vittoria con poche possibilità, è andato là perché appunto è una scelta sua. Quest'anno ha sposato il nostro progetto, un progetto a 360 gradi con mister Sebi Catania, fin appunto dal settore giovanile fino ad arrivare alla prima squadra, quindi è un discorso molto ponderato e fatto appunto per un'ulteriore crescita della società. Parliamo di un ritorno al passato per certi versi, perché anche se per breve tempo, per poche partite, Sebi Catania aveva già allenato la Leonzio nel 2011. No, ma Sebi non lo scopro io sicuramente, il mister Catania intanto è un lentinese doc, ha fatto la C1, la C2 ai tempi di Proto, quindi grandissimo giocatore, a Lentini è un'istituzione, abbiamo fatto anche questa scelta perché è una persona che conosce benissimo la categoria, sì, un ritorno al passato perché lui ha allenato la Leonzio, però siamo molto fiduciosi, il mister è già carico e già stiamo programmando la stagione per l'anno prossimo. Cosa si sente di dire infine ai tifosi per la prossima stagione, per il prossimo campionato di eccellenza, dato che comunque è un segnale forte il fatto che state programmando fin da subito? No, sì, appunto tutti hanno parlato appunto che forse è stato troppo prematuro questa scelta, ma è una scelta anche giusta perché bisogna dare soprattutto spazio al mister di poter trovare un'altra squadra e sicuramente non avrà tante difficoltà, quindi è stata anche una scelta dettata anche per il rispetto dei ruoli e anche delle persone. Il discorso nostro anche per lavorare il prima possibile, andando appunto a rivedere qualcosina e programmare bene. Sicuramente i tifosi sanno come lavoriamo, non lo scoprono ora. La mia persona, sanno che ogni scelta c'è un motivo, si fa ponderata, giusta o sbagliata, lo dirà soltanto il tempo, ma siamo fiduciosi e ribadisco, a Lentini non abbiamo portato uno sprepietuto, abbiamo portato un allenatore che conosce bene la categoria, conosce bene la piazza
e sa anche il fatto suo, come si dice in questi termini. Ancora complimenti al presidente Leonardi della Sicula Leonzio, che il prossimo anno insomma, disputerà questa bella eccellenza che già insomma, ai nastri di partenza si presenterà sicuramente agguerrita. Parliamo di prima categoria perché qua qualcuno è anche molto contento, però non sveliamo niente perché adesso sarà lei con la schermata a darci i risultati finali dei playoff per quanto riguarda appunto il campionato di prima categoria. Allora vai con la schermata anche da parte della regia. Al Comunale Pasqualino di Carini, Ares Menfi batte 4-1 Bolognetta dopo tempi supplementari. Al Comunale di Casteldaccia, Ravanusa batte 1-0 Acque Dolcese. Al Comunale Aldo Campo di Ragusa, New Pozzallo batte 7-5 Sporting Eubea dopo calci di rigore. Al Comunale Buonaiuto Somma di Mascalucia, Messana batte Cometa Biancavilla 5-4. Allora, la battuta subito immediata la devo fare con, insomma, con Salvatore, perché, con Giuseppe, perdonami, perché un'altra squadra di Ragusa ha vinto qualcosa. New Team di Ragusa ha vinto il suo campionato di prima categoria e adesso il prossimo anno giocherà in promozione, e adesso anche il New Pozzallo, provincia del Ragusa, che il prossimo anno... il prossimo anno la provincia di Ragusa avrà praticamente ben un girone eccellenza squadre. Importantissimo, no? Un bel campionato di Ragusa, che sappiamo che c'è grande movimento, no? Almeno qui Renato ci ha dato qualche nome, anche Salvo, dovrebbero venire tanti rumors dall'Etna, diciamo, queste novità, e quindi Renato e Salvo sono magari maggiormente informati. Poi c'è il Città di Vittoria che vorrebbe, insomma, penso risalire, no? Beh, il Città di Vittoria chiederà il ripescaggio, almeno questo è, poi bisogna vedere gli aiuti che potrà trovare. Peccato per il Comiso che lascia il campionato di promozione. Purtroppo sì. Il Modica abbiamo detto che insomma, dovrebbe risollevarsi, quindi sì. C'è forse voglia di riscatto a Ragusa? Io lo spero, perché la provincia di Ragusa negli anni trascorsi aveva ben 2 o 3 squadre nei professionisti e tante squadre in Serie D. E quindi quest'anno invece avrà un'unica squadra in eccellenza, Modica, 4 in promozione, e poi il resto in prima categoria. Una nota la vorrei fare, sì, in complimenti giusto, ovviamente ai 2 tecnici che hanno vinto, Angelo Tasca e Fabrizio Vacchi, i 2 campionati. Sì. Anzi, tra l'altro Vacca l'ha stravinto. Perché ecco, insomma è stato imbattuto per tutta la stagione, quindi è stata una bellissima stagione. Un'ottima programmazione questa società, che veramente la pone ora sotto i riflettori e in una, tra virgolette, competizione, come dire, di derby, certo, con la società che è stata sempre la società maggiore, quella del Ragusa. Certo. Vedremo cosa succederà in estate. Vedremo cosa succederà. Io tra l'altro dovrei adesso avere in collegamento diretto proprio il direttore sportivo del New Pozzallo, Rosario Iozzia. Vediamo un attimo se ce l'abbiamo in collegamento. Direttore, mi sente? Sì, io la sento, lei mi sente? Io la sento benissimo e sento dalla voce che è molto 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 contento, no? Sì, siamo qua, siamo un po'... State ancora festeggiando? State ancora festeggiando? Sì, si sente, si sente. Allora, direttore, mi sente? Direttore, mi sente? Gioia infinita. Beh, d'altra parte vincere un campionato è sempre una cosa bella. Direttore... Siamo al campo di Pozzallo, che c'è la proprietà, il presidente, certo, tutti i ragazzi sono qua. Allora, direttore, io le chiedo soltanto 2 cose. Una, che la prossima domenica la voglio qui in studio, magari vi porto una bella rappresentanza della squadra, così insomma festeggiamo tutti insieme questa bella promozione. E questa è una sua promessa che mi deve fare adesso in diretta. La prossima domenica mi vuole a Vito Veterano insieme a una rappresentanza della squadra, il presidente, insomma facciamo anche una festa in diretta. Qualcuno della squadra o tutta la squadra? Tutta la squadra, insomma nello spazio disponibile vedremo di organizzarci, però insomma la prossima domenica voglio che insomma il New Pozzallo stia qui in trasmissione con noi, va bene? Va bene, una buona parte del Pozzallo
sia della società sarà presente. Benissimo, allora invece l'altra domanda è velocissima, una partita che è finita ai calci di rigore, però la soddisfazione diventa ancora più bella, no? Perché sino all'ultimo c'è l'incertezza, poi la grande esplosione del finale. Io non la sento. Io, ascolti, Sì. ascolti, la sento malissimo, però l'unica cosa che ho capito è calcio di rigore. Lei sa benissimo che i calci di rigore sono una lotteria. È vero. A noi ci è andata bene, È vero. anche perché avevamo la possibilità di chiuderla prima, però tutto sommato ci sta. Benissimo, benissimo. Siete Il premio del contentissimi? lavoro svolto durante tutto l'anno. Bene, 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 bene. Sia dal mister, dalla squadra, da tutta, specialmente in modo particolare la proprietà, il presidente, Certo, il dottor certo, Rosi, tutto il gruppo. hanno dato un contributo notevolissimo per arrivare a questo risultato. Tra l'altro, se lei si ricorda bene, è venuto nelle prime puntate di Penalty, insomma l'obiettivo in fondo era quello di vincerlo questo campionato, poi sono passate alcune settimane attraverso la lotteria anche dei playoff, ma poi alla fine ci siete riusciti, quindi insomma la soddisfazione Sì, è perché doppia, purtroppo complimenti. Per una serie di problemi abbiamo avuto quest'anno, diversi problemi. Vabbè, E poi alla quindi fine... siamo arrivati alla finale dei playoff con tutta la volontà di vincerlo, ecco. Benissimo. C'era la volontà. Perfetto, Siamo partiti con allora questa. direttore io la lascio Dobbiamo perché vedo che ringraziare. i festeggiamenti sono tantissimi lì, perché è giusto dopo questa bellissima Noi vittoria. pensiamo di organizzare qualcosa la prossima settimana. Va bene, ci sentiremo, ci La prossima organizziamo per questa settimana bella... qualcosa, che abbia veramente una risonanza per far capire anche, soprattutto ai signori politici, l'importanza di avere un campo, perché da noi da 4 anni che giochiamo fuori casa, poi abbiamo fatto i nostri campionati, li abbiamo vinti sempre fuori casa. Benissimo, direttore la E non è facile, ringrazio. guardi, ve lo dico io, non è facile vincere i campionati fuori casa. Assolutamente, non è mai scritto nulla, poi bisogna vincerli sul campo e voi ci siete Va bene, riusciti. ci sentiamo durante la Benissimo, settimana, così perfetto, ci e organizziamo ci vedremo per domenica va bene? prossima. Grazie ancora al direttore sportivo, Buona serata, grazie a lei, della New Pozzallo, Rosario Iozia. Erano galvanizzati. A proposito Sì, di festa ragusana, sì, volevo fare i complimenti a Simone Brugaletta, sì, figlio d'arte, Sì. Giovanni, un ex calciatore importante. famosissimo. Tonino per gli amici. Ex capitano della Primavera del Catania, non evidenziato, Sì. che ha contribuito a vincere il campionato col Teramo, portando Lega la squadra Pro. in Serie B, Sì. assieme a Donnarumma, perché non era il caso di andare in Argentina a prendere tanti giocatori. Questo programma parla solo di calcio dilettantistico. Li abbiamo anche in casa, per cui i complimenti vanno a Certo, certo, vanno sempre i complimenti quando ci sono dei tecnici siciliani che si mettono in mossa, però ricordiamoci che noi parliamo solo di dilettanti. Ok. Viene dai Benissimo. dilettanti. Benissimo, benissimo. Ragusa contentissima a questo io mi punto. chiedo a Ragusa, queste 4 squadre faranno un campionato a sé stante oppure c'è possibilità di fare un comprensorio, Presidente? Ma io Non credo, vero? Io me lo augurerei che sarebbe ora che le varie, come dire, entità si unissero in un unico progetto. Però Certo, c'è sempre il campanilismo che crea queste vero, è vero. Guai se non ci fosse. cose, però una città, una provincia di 300.000 abitanti, per essere competitiva con le altre realtà che hanno fondi, risorse e pubblico, deve ovviamente lavorare in È sinergia. vero. È una caratteristica nostra, quella di fare tante squadre. Sì, di disperdersi Non è solo anche. Ragusa. Io volevo fare un plauso anche comunque allo Sporting Eubea che è arrivato a fare questa finale playoff. Il presidente Lo Greco insomma ci credeva, ci sperava, a dimostrazione che hanno fatto una stagione comunque bellissima e poi alla fine si perde ai calci di rigore, è sempre una lotteria. Permettimi, io credo che l'anno prossimo ci sia spazio per tante società. Perché abbiamo immaginato che il prossimo anno qualcuno salterà, qualche società probabilmente Per cui non... chi ha solidarietà economica ed entusiasmo credo che basta bussare perché la porta gli venga aperta. Benissimo, allora siamo quasi al termine, abbiamo un paio di minuti per parlare e lo faccio anche addirittura con la presenza di 2 presidenti dell'AIAC, Ragusa e Catania, del Penalty Awards, seconda edizione che insomma anche quest'anno noi della trasmissione Penalty stiamo organizzando insieme naturalmente all'AIAC, ai 9 comitati
provinciali siciliani, in una serata dove ci sarà tutto il calcio dilettantistico, e la prerogativa di questo premio, con Renato insomma lo abbiamo costruito già dallo scorso anno, la prerogativa è che ci sono le nomination, quindi non si sa chi materialmente vince il penalty awards in base alle categorie e al ruolo. Tra l'altro non vuole essere un diminuzione per gli altri soggetti. Assolutamente, certo. C'è da dire che scegliere non è facile. Non è facile. Perché i numeri sono importanti. Certo. Qua parliamo di migliaia di calciatori, certo, di centinaia di presidenti. E lì è importante il ruolo dell'Ajax che ha visionato... Sulla scorta di quello che è il campionato svolto, vorrei far capire, perché l'anno scorso probabilmente qualcuno non si lamentava, dice ma come mai? Allora questo come mai, quando tu fai delle scelte, io devo fare i complimenti a te che hai avuto questa brillante idea delle nomination. Grazie. Perché intanto coinvolge tanta gente, certo, e poi in effetti, così come succede nel calcio, c'è sempre un vincitore, no? Ma non viene meno la nomination, certo, come sostieni tu, già stare nella nomination perché è una già vittoria. Essere attenzionati in una graduatoria importante, chiaro, perché parliamo a livello siciliano di numeri importanti, di squadre, di entità di calciatori, sì, e per cui siccome lo facciamo in buona fede, assolutamente, al cospetto di quello che devi comunque scegliere, certo, evidentemente io mi aspetto, così come l'anno scorso, una grande adesione e soprattutto la disponibilità, che l'anno scorso gente veniva da tanti chilometri. Sì, perché è praticamente un premio regionale. Tra l'altro voglio ricordare che si premia il miglior portiere, il miglior difensore, il miglior centrocampista, il miglior attaccante, il miglior allenatore e il miglior dirigente, sia per quanto riguarda il campionato di eccellenza che per quanto riguarda il campionato di promozione, mentre per la prima categoria ci sarà un premio soltanto unico come migliore giocatore in assoluto. Ricordiamo che questo premio è intestato alla buonanima di Enzo Berti. Sì, è vero, proprio questo premio, così come gli altri, vengono, diciamo, dedicati ad alcuni personaggi importanti, nomi importanti del calcio siciliano che non sono più con noi. La location ancora non riusciamo a La location diciamo che è già ufficiale, però bisogna aspettare ancora qualche giorno per comunicarla. La data è ufficiale, ma sarà svelata sicuramente la settimana prossima. Diciamo di non prendersi le ferie prima della quindicina di giugno. No, assolutamente, ecco, assolutamente. Tanto per stare in tema. Tra l'altro l'intero, diciamo, premio sarà poi in onda su Video Mediterraneo la domenica successiva all'ultima puntata. Nell'ultima puntata chiaramente si presenteranno le nomination ufficiali, quindi sarà bagarra tra i partecipanti. Bene, siamo quasi in chiusura, una battuta intanto la facciamo anche con il nostro Giuseppe. Allora, AIAC, associazione allenatori, ma mi ispira molto questo discorso dei preparatori atletici, sì, perché detto bene proprio quando sei arrivato qui nei nostri studi, è un ruolo importante perché è una figura che sta migliorando, ma la Sicilia è pronta, le società sono pronte ad affidare questo ruolo importante tecnico all'interno delle squadre? Beh, è una domanda un po' cattiveria, vabbè, perché, io devo fare le domande cattiverie. seguo il Catania io. E quest'anno il Catania aveva un ottimo preparatore fisico in casa, sì, che nel nome fa Giovanni Petralia. Sì. E visto che c'è sempre questa moda di esterofilia, si è andato a prendere un preparatore fisico da fuori. Così come c'è un altro ottimo preparatore fisico che fa bene, ha avuto anche un contratto triennale a Crotone, che è un ragazzo, Andrea Nocera, che guarda caso ha pure lavorato qui. Quindi insomma la terra siciliana, i prodotti a Modica, quindi dicevo la terra siciliana, i prodotti ci sono. Il problema è che le società forse hanno qualche problema, sono ancora titubanti, non sono serie. Ma in ogni caso c'è parecchio. Ecco. Questo è già una buona su questo. Grazie a Giuseppe Straquadario, dal cognome impossibile. Renato, per chiudere una battuta per quanto riguarda comunque tutto il movimento del calcio dilettantistico in Sicilia, però breve perché siamo al di là degli episodi da condannare di violenza, e sappiamo quali, io mi auguro che un po' tutti ci fermiamo un attimo a riflettere su quello che è il gioco più bello del mondo. Ed è giusta. Che non vorremmo distruggere. È vero, soprattutto a livello dilettantistico c'è ancora quella passione che tra i professionisti probabilmente... E far risvegliare anche nei ragazzi che vengono dai settori giovanili questa cultura e questo entusiasmo di approcciarsi al calcio che verrà. È vero. Salvo, calcio dilettantistico, allora, in particolare quello nostro siciliano, sì, data la purtroppo situazione economica, situazione di crisi drammatica, generale, non calcistica, generale,
Allora io direi di ridimensionare tante cose a livello dilettantistico. Si è ceduto negli ultimi anni a scimmiottare modelli professionistici. Bisognerebbe tornare ad essere più dilettanti. E contenere notevolmente le spese, perché così e forse si potrà incominciare a capire qualche cosa. E magari quella che manca, ma come cultura nazionale, quello di attenzione di più i settori giovani. È vero, su questo siamo tutti pienamente d'accordo. Siamo molto indietro rispetto è vero. a nazioni. Noi di penalty devo europee. dire che quest'anno abbiamo seguito un paio di scuole calcio e ci è piaciuto abbinare il calcio tra virgolette dei dilettanti a quello dei giovanili, perché le giovanili sono l'anima, non c'è nulla da fare. È la base. Se manca quello, manca l'anima di una società. Le altre nazioni. È vero. Un esempio eclatante è quello della Germania, che sappiamo benissimo poi dove arriva. Va bene, allora ringraziamo il nostro Salvo D'Arico, mister Salvo D'Arico, speriamo di rivederlo presto in panchina, mister Renato Marletta, che in panchina non ci va più ormai da parecchi anni. La scrivania già abbonda. Tra l'altro il prossimo anno ti scade anche il mandato dell'Ajax. 2016 ciao a tutti e poi... Vabbè, però sei uno che vivrà di calcio ancora per molto tempo. E anche a Giuseppe Straguadario, presidente Ajax di Ragusa. E mi avvicino alla nostra splendida Jenny che deve dire una cosa. Salutare chi? Mi ha detto devo salutare una persona. Devo salutare Alessio Patti che oggi si è preso una giornata di vacanza oggi, Ci ha abbandonato. Ci ha abbandonato, vabbè, no, ritornerà chiaramente la prossima settimana. A te che dirti? Buon bagno, beato te che vai a mare. Benissimo, noi per quel che ci riguarda ci rivedremo la settimana prossima, puntuali a partire dalle ore 19 con una nuova puntata di Penalty in avvicinamento anche al Penalty Awards, dato che ormai i risultati sono quasi del tutto definitivi. Vi voglio ricordare ancora una volta l'appuntamento in replica 30 minuti dopo la mezzanotte della domenica, in replica anche sul canale 605 il lunedì alle 21:30 e il martedì alle 18, nonché anche sul Mediterraneo News, canale 694, il lunedì alle 14. La puntata la potete rivedere anche su www.videomediterraneo.it e anche sulla pagina ufficiale di Penalty che vi consigliamo di andare a vedere, perché lì troverete appunto tutte le puntate di questa stagione 2014-2015. Prima di salutare volevo ringraziare la redazione di Sicra Comunicazioni, voglio ringraziare anche Alessandro Fragalà, Lusi Gullotta, Achille Teghini, nonché la regia di Modica con Michele Rizza, Carmelo Gennaro, Renato ed Elio Scollo. Appuntamento alla prossima settimana, ancora una volta con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Arrivederci.